Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, si ritorna su GP4 e signori, McLaren a dir poco afrodisiache. Per il pole position per il Cume, per il Fernando Cume, secondo Gigi Hamilton, Raikkonen, Pippo Massa. Signori, possiamo fare una grande gara. Ti prego non pioggia? No, che... Oh ma che sfiga! Qua mi consigliano quali dure da bagnato. Porca miseria. Sarà dura, Beppe, sarà dura. Vai raga, sarà dura, la pioggia non è mia amica di solito, però vediamo. Siamo contro Gigi Hamilton. Comunque ci siamo ripresi bene. Go, go, go. Attenzione, partenza sublime di Gigi e di Kimi. Vabbè, partenza orrenda del Cume. Però ricordiamo che Indianapolis è una gara iper favorevole. Ho vinto parecchie volte a Indianapolis. Mamma mia. Sento la McLaren molto a bene adesso. Tanto Pippo, ragazzi, stagione comunque sublime di Pippo. Supera tutti Pippo. In grande spolvero Pippo. È una delle cose più belle del pianeta Pippo. Dai ragazzi, dai. Attenzione, attenzione, Pippo, ragazzi, Pippo c'è. Pippo purtroppo è molto vicino. Attenzione. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Un super fantapippo. You're leading the pack. P1. P1, P1. Un super fantapippo. Grandissimo Cume, però il Fernando Cume mi sembra che sta pitturando per il momento. Probabilmente sbaglieremo all'ultima curva. Ma intanto pitturiamo. Un Pippo a dir poco afrodisiaco, ma il Cume sta tentando l'impossibile per riaprire ancora di più il mondiale. Solo che ragazzi, Pippo se non arriva primo arriva secondo. Signori, super Pippo Massa. Shake a baby like a bomber. Scusate, un momento di pazzia, mamma mia. È durissima sotto il diluvio americano. Attenzione. Sta volando il Cume. No, in realtà abbiamo preso un piccolo vantaggio su Pippo. Fastest del Cume. Fastest di Kimi. Gigi terzo, deve ancora vincere, se non erro, una gara il signor Gigi. Mamma mia. Crisi nera per Gigione. In realtà no, ma va bene così. Io devo stare concentrato. Indianapolis è una gara iper favorevole. Non con la pioggia. Yellow flag, yellow flag. Yellow flag veloce, forse per un testacoda? Incidente? Non si capisce, sì. Ti prego, Cume, pittura. Solo tu sai pitturare. Però Massa è veramente vicino. Attenzione, yellow flag. Ma non è Pippo. Yellow flag, ma non è Pippo. Dai ragazzi, involiamoci verso l'Eternity Glory. Ed è boom.
Good job. Fastest. That was the fastest lap of the race so far. Per il momento una grande McLaren, un gran Kuma, sì, vabbè, e un gran Fernando. Attenzione. Dai fioi, dai. Molto, molto bene. Manca ancora troppo, sappiamo che la nostra macchina ogni tanto dà problemi negli ultimi giri, problemi probabilmente di gomme che si usurano troppo per una guida del Kuma, un po' così. Adesso però sto girando bene, ma Gigi non supera Pippo. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Io sto macinando giri record, ma lo so che basta un errore per vanificare tutto il lavoro. Eccolo là, eccolo là. Mamma mia. Un brivido d'amor. Qui al GG Hamilton Stadium. Allora, un errore, Pippo è qua. Come Pippo Inzaghi, ragazzi. Trulli, iBox. Mamma mia. Sarà durissima, però il Kuma c'è. Stiamo dimostrando di essere tornati veramente bene dopo un periodo veramente di crisi nerissimo. Vola e vola Pippo, e Pippo vola. Ancora yellow flag, stavolta sembra un po' più pesante. Sì, questo è un ritiro, un ritiro. Ralf Schumacher si ritira. Dai Kumendon, dai Kumendon. 1 e 2 da Pippo. Anzi, Massa è veramente una stagione sublime comunque. Per adesso. Ti prego Kuma, ti prego macchina, non mi tradire. Sarebbe troppo fondamentale una vittoria in Indianapolis per continuare la serie positiva. Però Pippo è veramente là. È troppo vicino Pippo. No, mamma, qua ha fatto il miracolo. Miracolo kumendiano. Uno dei più classici, forse, miracoli kumendiani. Ed è... boom! Good job. That was the fastest lap of the race so far. Però Massa è veramente vicino, gira velocissimo anche Pippo. E quello è brutto, che se magari vinco e Massa arriva secondo, cioè, sarà un po' duro recuperare. Tanto cerchiamo di vincere, poi ragioniamo. Le Ferrari volano, anzi la Ferrari è più Massa che veramente sta dominando la scena.
Bravo Kume, pittura. Mamma mia. No, sti errori però, venezianone. Manca ancora tanto, manca un'eternità però. Just 3 laps to go now. 3 laps. I classici 3 laps remaining in un inglese di madrelingua o padre. Madonna, la macchina uso sentirla un po' in difficoltà. Dai Gigi, superami Pippo. Non devo fare come in Bahrain. È un Kume veramente in grande spoll. Eccola là. Mamma mia, cosa ho salvato ancora? Cosa ho salvato ancora? Ma faccio fatica, sono sincero, raga. Two laps left. Next time by will be your Your final lap. 2 laps remaining. Con Pippo a un passo. Pippo è veramente a un passo. Guarda Pippo, mamma mia. Calma, gran calma. Pippo ci proverà sicuro. Tensione senza un senso logique. Yellow flag ma non è Pippo. Yellow flag ma non è Pippo. Inizia l'ultimo giro, praticamente ho il terrore. Questa è pericolosissima. Mamma mia. Inizia l'ultimo giro, siamo in testa. This is your final lap. Final lap of the race. Mamma mia. L'ultimo giro con queste condizioni da paura. Ma Pippo è attaccato. Pippo è vicinissimo. Pippo è un millimetro. No, è quell'errore. Pippo ci prova, non ce la fa. Anche Pippo non vuole rischiare, sa che è un secondo posto importante. Attenzione, Gigi si fa superare anche da Kimi, però. Mamma mia, ultima parabolica. Lo sento vicinissimo, Pippo. Non ci credo. Ma cosa? Non ci credo. Non ci credo. Ragazzi, sto anno Massa è buggato, non ho parole. Secondo Kovalainen, Gigi, Fisichella, noi non benissimo, 12esimo, ma sappiamo che Vannicourt non è una gara favorevole dopo la beffa veramente in Indianapolis. Ho il morale a terra, sono sincero. Non me l'aspettavo una beffa del genere.
E i primi punti per un giovane che forse può dire la sua in questa Formula 1, il buon Seb Vettel. In and build some Andiamo, ho paura che anche qua perdiamo punti. Cioè, Massa fa una pola gara, cioè è illegale Massa. Boh. Pop, pop, pop. Clutch out, we're Go, green. go, go. Ma cosa fa? You're in ninth. Mamma Ninth position. mia. Partenza un po' così. Pippo è già in testa, signori. Ragazzi, Pippo va a vincere il mondiale, secondo me. 8. P7 now. P7. Non riesco a limitare i danni. Se facevi di tiro, ragazzi, è P6. andato il mondiale. P6. Anche perché qua veramente il mondiale è sui punti, soprattutto i piazzamenti. I piazzamenti fanno tantissimo in sto mondiale. Mamma mia. Ho rischiato tanto, signori. So che devo dare tutto se voglio fare qualche punto. So che Magny-Cours è una gara che odio, perché ritagli 2 punti in più. Non sono tantissimi, nel senso comunque sono dietro a Pippo, però il morale più che altro. E che Pippo, raga, cioè Pippo è la cosa più illegale della storia. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. E questa non è proprio una mia gara, purtroppo. Raikkonen iBox. Forse nel contatto con me, non mi sembrava però grosso. Boh. Forse ha beccato qualcun altro. Io ho avuto un piccolo contatto con Kimi. L'importante è non perdere troppi punti in sta gara. E sappiamo che Magny-Cours per noi è una tassa da pagare. E devo arrivare a fine mondiale nelle gare favorevoli, che la parte centrale sia un po' faticosa per me. Ancora con molte chance di vincerlo. E che siamo forti nella costruttori, ma Gigi non mi sta aiutando. Gigi non aiuta, signori. Però la McLaren è sempre un po' in sofferenza col Kuma, nel senso non è pienamente soddisfatta. Okay, good pace. Sì, Carry on ragazzi. with the job you're doing. Pippo è già a 4 secondi, Pippo. Va bene. Devo rosicare qualche posizione, ma faccio fatica perché non ho ritmo. No ritmo. No pass, come si suol dire. Uno dei più classici no pass. Abbiamo Barry Uccello, ragazzi. You have P5. No, Barrichello, vaffanculo, Barry. You've dropped into P. Ah, dai, You're in ti avevo ninth. superato Ninth ormai. position. Ecco, basta, gara finita. Che 2 coglioni, Magny-Cours. Adesso il problema è che la macchina. E ciao. Che 2 maroni. Ma possibile che Pippo non si ritira mai? Cioè, vabbè. Neanche un erroretto, proprio zero. Io sono addirittura fuori dai punti. Per carità, forse sorpasso azzardato, ma ero davanti ormai. Saranno polemiche sicuramente. Sono anche salvato, ho rischiato veramente il ritiro.
Finora su 7 gare 0 ritiri, un bel record per il Kuma, ma Pippo oggi rischia veramente di prendere il largo sia da me che da Gigi. In questo momento Pippo è semplicemente illegale. C'è poco da aggiungere. Quinto andava anche bene, tra virgolette, in una gara sfavorevolissima, però devo fare la mia solita cagata a Magnicur. Guarda, che roba, ma basta! You're in 8th place. E due maroni, oh, sti qua cercano sempre di tamponarmi. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Anche Raikkonen 0 punti per Kimi, veramente massa alla vittoria spalancata del mondiale, eh? Almeno nella costruttore stiamo andando bene, ma Gigi fa fatica, signori. Gigi non mi sta per niente aiutando. E comunque anche Gigi se ne va da me, dal Fernando Kuma. Serve qualche colpo di scena che non arriva. Pippo sembra non sbagliare una gara. Ferrari in una forma incredibile. Fernando Kuma è furioso con... non mi ricordo neanche più chi ormai, è Barrichello. Che ha sempre Barrichello poi, la rivalità di qualche anno fa. Stiamo anche rosicchiando. E che signori, Pippo è in una fuga. Attenzione qua, un po' di bordello, va bene per noi. Pochi ritiri in sta stagione però finora. Attenzione che qua ha fatto la cagata, devo superarlo subito. P7 now, P7. Bravo Kuma. Almeno sti due devo superarmi, Kubica e Trulli forse? Sono un ritmo anche un po' insomma positivo tra virgolette, ma è chiaro che ha rotto Massa, ha rotto i maroni, cioè la cosa purtroppo è ampiamente ufficiale. P6. Bravo, questo è un gran sorpasso, rischiosissimo. No, Ralf Schumacher, scusate. Devo limitare i danni, nonostante l'errore devo limitare sti fottutissimi danni. In realtà è solo Massa che sta volando, il resto è tutto prendibile, se non sbaglio niente. No, non esageriamo. You have P5, P5. Questo però è un sorpasso da fenomeno del Baltico e anche del Mare Egeo. Speriamo che in questi mondiali con questo sistema di punti i piazzamenti sono più importanti delle vittorie. Quarti possiamo anche arrivare secondo me, se non sbagliamo niente ovviamente. Dopo la vedo dura, da Gigi in poi la vedo dura. Ci vuole un macro errore di qualcuno per il podio. Kovalainen dovrei riuscire a prenderlo, spero. Just 3 laps to go now, 3 laps. Ma Massa è da solo in carrozza, Pippo.
Pippo è veramente in carrozza, solo lui può mangiarsi sta gara, a sto punto sto mondiale che sembra veramente avviato da Pippo, perché anche la vittoria in Indianapolis all'ultimo secondo, tutta la gara prima, l'ultimo rettilineo mi supera, vuol dire che il mondiale ha votato Pippo. Faccio fatica, ho poco passo su Kovalainen per il momento. Sembra questo il mio limite oggi, la quinta piazza. Serve l'errore di qualcuno. Non il mio magari. E che qua mi allontano sempre di più da Pippo. Sappiamo che in nelle stagioni comendiane tutto è possibile. L'ultimo mondiale che ho vinto non era prova, un miracolo. 2 laps left. Next time by will be your final lap. È che da 2 anni che non vinco niente, ragazzi. 2 anni McLaren magrissimi, no. No. Non ci... No, vabbè. Into P7. You're in P7. Non c'è niente da fare, ragazzi. Non riesco veramente a tenere la macchina ogni tanto. No. Mamma mia. Scusami. Chiedo venia. P5. Chiedo venia. Dai. Non solo lamentele, vai. P6. You've fallen in P6. We have P6. Ho lasciato la posizione. Sono tanto nervoso, ragazzi, scusate, ma il secondo posto di Indianapolis è inaccettabile. Sempre primo e perdo così, gira le balle, raga, cioè beffa senza senso. Vediamo se riesco a prendermi la quinta piazza. This is your final lap of the race. Io correttamente ho ridato la posizione, anche se la tentazione di andarmene era tanta, sono sincero, ma non è giusto. Se perdo il mondiale per un punto spacco fuori tutto. Riesco a prendermi la quinta piazza di nuovo. Che amaro, queste 2 gare veramente amarissime. Pippo comunque onestamente illegale, mai visto un Pippo così, neanche nel 2008. Vince ancora Pippo, Io non esco neanche a prendere la quinta piazza, vediamo qua proprio il miracolo. Niente. Un misero 6° posto. Male. Situazione un po' difficile, siamo a meno 15. La vedo duretta, meno 10 GG Hamilton. Lei dura, Pippo se continua così non può che vincere il mondiale. Noi ci proviamo, il costruttore almeno siamo in vantaggio, ma la Ferrari recupera e anche la Renault c'è un buon mondiale. I campioni del mondo in carica. Raga, un saluto da Kumendon, ve ne siamo. Ciao!